Una targa e un ginkgo biloba, albero simbolo di resistenza. Sono questi due semplici segni che la città di Treviso ha tributato alle vittime trevigiane del Covid nella giornata nazionale istituita dal presidente Mattarella. 2800 circa i morti causati dal virus nella Marca, ricordati dall'iniziativa del Consiglio Comunale in una mattinata scandita dagli archi dell'orchestra giovanile nel parco esterno delle malattie infettive, la prima linea della battaglia. Ringraziamento va a tutti, io ho ricordato e lo voglio ancora ricordare, permettetemi, perché il personale sanitario deve curare e l'ha fatto egregiamente, ma poi ha dovuto supplire pure i parenti. Un simbolo di ripartenza, di nascita, di vita, per ricordare coloro che non ci sono più, ma per ricordare anche coloro che hanno lottato contro questo virus che ci ha messo tutti in difficoltà. Ne parliamo al passato, però è una ferita che ci porteremo dentro per sempre. Operatori volontari, forze dell'ordine, consiglieri comunali, tutti presenti per sottolineare quello che è stato uno sforzo comune che ha cambiato tante vite. Di sicuro quella di Roberto Borsato, consigliere comunale per 2 mesi in terapia intensiva, sospeso tra la vita e la morte. Non è facile ricordare, non è facile perché vengono in mente solo momenti di tristezza, angoscia, tanti pensieri, incubi, quindi di tutto e di più. Grazie anche alla volontà dei miei familiari e dei sanitari io ho vissuto un'altra volta. Sono rinato, quindi adesso sono ancora più giovane perché ho 3 anni, quindi spero di continuare così.